Una vita in salita, ma non per questo meno ricca da raccontare, quella dei 12 adolescenti tra i 10 e i 16 anni, seguiti dal Centro regionale Veneto di cure palliative pediatriche e terapie del dolore, protagonisti del progetto Ardire. Gli adulti hanno fallito nella narrazione, la missione tocca ai ragazzi. Da qui nasce l'idea di far dire che cosa sono le cure palliative da chi le vive tutti i giorni. Le cure palliative non sono sinonimo di morte, le cure palliative non sono sinonimo del non c'è più niente da fare, le cure palliative sono sinonimo, c'è moltissimo da fare per riconquistare e riprendersi la propria vita. I ragazzi coinvolti con apparecchiatura per ventilazione parteciperanno a 16 lezioni incontro della durata di 2 ore insieme a 24 familiari realizzati in collaborazione con Medicinema. I bambini avranno un ruolo importantissimo, saranno protagonisti di questo progetto, attraverso il disegno e l'arte libero riusciranno a costruire un prodotto animato, quindi questa è la parte bella dell'esperienza che vivranno e il progetto li aiuterà anche a raccontare una loro condizione che è propedeutica a un mantenimento ma soprattutto a un miglioramento della loro qualità di vita. Dagli incontri nascerà uno studio perché l'obiettivo è garantire la vita migliore possibile. Un'azione che, sempre si ispira al principio garantire la miglior vita possibile, ma in questo caso cerca di fondarlo anche su delle basi, su delle radici scientifiche e su di un approccio fortemente innovativo